Un'ora di attacco, un blitz fulmineo e apparentemente chirurgico per un'operazione di guerra degli Stati Uniti che hanno catturato e trasferito via da Venezuela il presidente Maduro. Una vicenda che accende al contempo apprensione e speranze per le sorti di Alberto Trentini, il cooperante del Lido di Venezia detenuto in Venezuela dal novembre dello scorso anno. Nelle prime ore della notte venezuelana, l'attacco americano. Caracas è stata svegliata da almeno 7 esplosioni in diverse aree. I primi dettagli sono stati riferiti dal presidente colombiano Gustavo Petro, che ha indicato fra gli obiettivi centrati siti istituzionali e militari di primo piano, come il Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento, e il Cuartel della Montagna, il mausoleo di Hugo Chavez. La difesa venezuelana aveva attivato anche il piano di difesa del palazzo presidenziale di Miraflores, mentre sui social e nei media si diffondevano notizie di presunte forze speciali statunitensi presenti sul terreno. E in effetti, a distanza di poco tempo, il presidente americano Donald Trump ha rivendicato l'operazione definendola un attacco su larga scala condotto con successo. In un messaggio ha dichiarato che Nicolás Maduro e la moglie sarebbero stati catturati e portati fuori dal paese, annunciando ulteriori dettagli in una conferenza stampa fissata per le 17 ora italiana. Le autorità aeronautiche hanno intanto disposto il divieto temporaneo di sorvolo per i voli USA, citando rischi per la sicurezza legati alle operazioni militari. Da parte italiana, l'ambasciatore a Caracas ha assicurato che la situazione di Alberto Trentini è seguita con la massima attenzione, confermando contatti costanti e l'impegno a verificare ogni possibile sviluppo che possa portare a una soluzione positiva nei contatti continui con la Farnesina e il ministro Tajani. In Venezuela c'è una presenza italiana popolosa, più di 100.000 residenti, oltre alle altre migliaia di origine italiana, a cui ha consigliato per il momento di restare in casa e contattare l'ambasciata. Dura poi la reazione internazionale. Mosca, in particolare, ha condannato l'azione come un'aggressione armata contro il Venezuela, esprimendo profonda preoccupazione.